Via degli Imperatori dalle parti di San Leone è diventata una strada inquinata, non da semplici rifiuti ma da un vero e proprio killer contro il quale finora si è registrato solo il silenzio da parte di chi, pur avendo il dovere di intervenire per porre fine al grave problema, non lo ha fatto. Non stiamo parlando di una delle tante discariche di rifiuti esistenti su tutto il territorio comunale. Parliamo dei serbatoi di amianto ammassati in via degli Imperatori, appunto, accanto alle case, malgrado le segnalazioni degli abitanti per eliminare il pericolo. L'amianto, in tutto questo tempo, è stato sottoposto agli eventi atmosferici, divenendo ancora più pericoloso. La domanda è: a chi spetta la rimozione dei serbatoi? Del pericolo ci eravamo occupati il 28 marzo scorso, mandando in onda le immagini inquietanti che oggi riproponiamo mentre ascoltiamo Nello Amel, assessore all'ambiente di Agrigento, al quale abbiamo chiesto a chi spetta appunto la bonifica della zona. Per quanto riguarda l'amianto sparso, proprio in questi giorni si è conclusa una gara e tra non molto scenderemo di nuovo sul territorio per eliminare tutto quello che è possibile per quanto riguarda l'amianto. È un prodotto da trattare con molta delicatezza e attenzione e a costi altissimi, diciamo, lo smaltimento. Finalmente avremo un po' di disponibilità finanziaria per fare questo tipo di attività.